Di che cosa si occupa? Come? Insomma, che cosa sa fare? Canto, sono un cantante. Bene. Quindi le piace cantare? Sì. C'è qualcos'altro che le piace fare? Beh sì, mangiare. Quando trovo qualcosa da mangiare. Mangiare cosa? Beh. Lei è uno di quei lupi che mangiano le nonne? No. No. Bene. I bambini? No, quelli mi spaventano, mi terrorizzano e mi fanno venire i brufoli. Ma cosa mangia? Erba? No. Fiori? No. Croccantini per i gatti? No. Cipolle al forno? No. Cavolfiori gratinati? No. Insalata? Anguria? No. Gelato? Che fatica! Che caldo! Che fatica! Che colpa ne ho io se sono grasso? Sono un porcello. Anche voi siete grassi. Anche voi siete porcelli. È ovvio, siamo i tuoi fratelli. Fratelli? Porcelli? Fratelli porcelli? Porcelli viaggio, porcelli all'arrembaggio, mangiamo di gusto senza misura. Quando arriva il momento giusto, siamo pronti all'avventura. Sono un lupo sempre male, ho la terra bella di trovare, tante tenera e buona da mangiare, ho la terra bella di accannare, tante tenera e buona che mi possa saziare. Che fatica! Quasi quasi mi fermo qui e mi faccio una casa. Di mattoni? No, troppo pesanti. Di legno? No, troppo difficile. Di cioccolata. Adesso è venuto il momento di farsi una casa di paglia, soltanto di paglia, fresca e leggera, dove andare a dormire, a riposare. Chi è? Sono un vicino di casa, abito proprio qui dietro. E come ti chiami? Gigi. Perché non andiamo a fare due passi? Apri la porta. No! Apri la porta, altrimenti soffierò tanto che la corre in eco la casetta volerà via come foglie al vento. Aiuto! Aiuto! Ecco! Ma tu chi sei? Come? Chi sono? Sono la nonna! Ah, e io cosa dovrei fare? Ma mi prendi in giro? No! Ma tu mi devi mangiare! Devo mangiare te! Ma che schifo! Tu! Come? Che schifo! Brutto! Sei proprio maleducato! Ma e perché devo mangiare te? Ma perché io sono la nonna! E allora? È così che va la storia. Il lupo mangia la nonna. No. Hello,